Sigaro all'emergenza. In località Poiane, in via del Sobuono, sulla campagna, è appena caduto un aereo. Un C-130, credo. Sì, un C-130. Mercoledì 13 dicembre 1995, Santa Lucia. La serata è molto fredda, nevica. 49 secondi dopo il decollo all'aeroporto Villafranca di Verona, il bimotore turboelica Antonov diretto a Timisoara si schianta al suolo e prende fuoco. Muoiono tutti, 41 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio, 30 gli italiani a bordo, 14 i veneti. Industriali, commercianti, imprenditori. Erano gli anni della delocalizzazione delle aziende venete, in Romania in particolare. 24 anni dopo la tragedia, il libro indagine del giornalista trevigiano Gianni Favero ricostruisce i fatti facendo emergere una verità scomoda e taciuta per tanto tempo. Dopo 24 anni abbiamo ancora delle famiglie che non hanno ottenuto i risarcimenti nonostante delle sentenze precise del Tribunale. Stiamo parlando di risarcimenti che dovrebbero arrivare dal Ministero dei Trasporti. A un quarto di secolo non si riesce ancora ad avere una giustizia, o quantomeno a rendere un onore doveroso alle persone che sono decedute in quella circostanza. Risarcimenti che ancora non arrivano per alcuni familiari e soprattutto la grande amarezza per essere stati dimenticati. Tanto per dire, nella città di Verona non c'è un solo segno che ricordi il fatto accaduto. Insomma, c'è una lapide a margine del campo, una lapide appoggiata ad una canaletta di irrigazione, ma non c'è altro. Una ferita ancora aperta per i familiari delle vittime, racconta Nicola Galeotti. Tra i 5 trevigiani che persero la vita in quell'aereo c'era anche un commercialista, 44enne, professionista tra i più affermati in città in quegli anni. Era Guido, suo padre. Significa sentirsi soli davanti a una tragedia del genere. È evidente che un appoggio ce lo aspettavamo, o quantomeno insomma, delle risposte dalle istituzioni che oggi dovrebbero rispondere e che invece continuano a non rispondere. Fin tanto appunto che non risponderanno, la tragedia non potremo mai mettere un punto